Allora, eccoci insieme cari telespettatori, appuntamento come sempre per i pensionati, non soltanto questa volta perché abbiamo i nostri ospiti CAF CGIL e tra l'altro possiamo dire a grande richiesta perché le domande che sono pervenute con le novità introdotte nella legge di bilancio nuova riguardano pensionati e non, quindi il CAF è preso diciamo in causa in prima persona. Parliamo quindi di detrazioni fiscali per l'anno a venire, che devono essere fatte però già quest'anno, le nuove modalità e quindi grande attenzione perché altrimenti ci si rimettono dei soldi. Qui con noi per parlarne abbiamo il piacere di riavere in studio Claudio Zaccarin, amministratore delegato CAF CGIL Nord-Est, grazie di essere ritornato. Grazie a voi. E Sandra Rodella, responsabile fiscale CAF CGIL Nord-Est, ben ritornata anche a lei. Allora, cosa possiamo definire? Un intervento nella legge di bilancio con l'intento e la finalità, come sempre, di combattere l'evasione fiscale. Poi in realtà l'evasione fiscale vera e propria da altre parti non verrà combattuta perché sappiamo che Osside e Web che continueranno a fare quello che vogliono. I piccolini invece saranno super vessati perché dovranno appuntarsi per filo e per segno ogni singolo passaggio delle proprie spese perché altrimenti ci rimettono. Questo in sostanza. Con una battuta o no? Beh, vediamo la parte positiva. Io sarei prudente sulla battaglia contro l'evasione fiscale perché abbiamo livelli di evasione così elevati che necessitano forse interventi su più direzioni. Qui siamo a una tracciabilità, una richiesta di tracciabilità delle spese dei contribuenti che può creare qualche problematica. Questo senz'altro, tant'è che noi abbiamo chiesto anche come consulta dei CAF e perciò la consulta che raggruppa i CAF principali d'Italia, un incontro al Ministero lunedì scorso, proprio per chiedere prima una proroga a questa norma, l'entrata in vigore della norma, poi al no dell'Agenzia delle Entrate alla proroga abbiamo chiesto una deroga, perlomeno perché non venga applicata la norma per i primi mesi dell'anno. Questo non perché la norma non sia applicabile da subito, ma perché i cittadini non sono informati correttamente, primo. E siccome già le spese che uno sostiene nei primi giorni di gennaio potrebbero non essere detratte l'anno prossimo, c'è la necessità di fare una informazione dettagliata alla cittadinanza. Oltre che un'informazione dettagliata alla cittadinanza, c'è la necessità che tutti gli attori coinvolti in questa dinamica, in particolare i medici, in particolare le strutture private, eccetera, abbiano la possibilità di installare bancomat o carta di credito perché è evidente che molti professionisti che oggi non sono in grado di garantire la tracciabilità, anche se si può pagare con bonifico o con assegno, senza la macchinetta della carta di credito del bancomat, potrebbero diventare poco competitivi nel mercato, perché è evidente che se io voglio la garanzia della tracciabilità magari vado da quello che la carta di credito ce l'ha. Quindi per mettere tutti nello stesso piano sull'informazione e sulle metodologie tecniche c'era la necessità magari di avere qualche tempo in più. Se ci daranno questa deroga non lo so, noi l'abbiamo chiesta, ho idea che su questo ci sia un po' di rigidità. Perché un po' di rigidità? Ma perché c'è sempre questa idea che le norme poi essendo sempre prorogate o spostate siano prese con poca serietà. Però di fatto, al di là del fatto quello che state incommiabile state facendo voi, i CAF, dei vari sindacati e quant'altro, o le associazioni di categoria di informare le persone, è un onere in realtà del governo, visto che è una questione che interessa anche e soprattutto lo Stato perché incasserà più o meno soldi, di dare le informazioni congrue ai cittadini, attenzione che non tanto soltanto le associazioni di categoria o gli sindacati che dir si voglia, che poi lo fanno con i mezzi a loro disposizione, perché esce la nuova legge di bilancio, novità importanti e ti fa la pubblicità a progresso, ti faccio un esempio, su tutto quello che devi sapere o non sapere perché parte subito, no? Noi questa cosa non l'abbiamo vista, non abbiamo visto una pubblicità a progresso, non abbiamo visto nulla, ci stiamo dando da fare tutti, credo, per fare tutti i volantini, i manifesti, per essere presenti sui social media, per essere presenti come oggi nelle TV, proprio perché c'è una disinformazione su questa cosa. Tra l'altro c'è una disinformazione a volte per carenza appunto di dialogo tra Stato e cittadini, ma ci sono ancora dentro la norma alcune cose che non sono chiarissime
che devono essere chiarite dal Ministero, dall'Agenzia delle Entrate, perché ancora sulla totalità delle spese che sono incluse nella tracciabilità non c'è ancora una fortissima chiarezza. Fatto sta però che i cittadini già da gennaio hanno cominciato a pagare il bonus dell'asilo, hanno cominciato a pagare le rette per la mensa scolastica, hanno cominciato a pagare l'abbonamento del pullman e scolastico, magari l'hanno fatto quasi certamente con contanti come gli anni passati e quindi si troveranno in difficoltà a detrarre perlomeno per l'inizio dell'anno quelle spese, se hanno la fortuna di averle pagate trimestralmente, perché se le hanno pagate per tutto l'anno qualche problema alla detrazione il prossimo anno ci sarà. E dopo le povere, perché sono donne operatrici degli sportelli CAF, si trovano lamentele e non solo, arrabbiature potenti perché il contribuente pensava che, ma non è stato informato di certe situazioni. Poi non c'è solo il problema della tracciabilità, perché anche se io pago con bancomat, con carta di credito, con bonifico, con assegno, va bene, se pago con assegno e bonifico porto la ricevuta, ma se pago con carta di credito o bancomat, oggi il sistema di fatturazione elettronico non mi consente di vedere con che metodologia io ho pagato quella fattura. Quindi cosa chiederò al cliente se non mi porta lo scontrino della carta di credito del bancomat? O se si è scolorito, se l'ha smarrito? Devo chiedere un'autocertificazione al cliente, perché altrimenti mi assumo io la responsabilità dell'onere e della denuncia di quella spesa che poi me la cioè, ci sono alcune cose da mettere in chiaro. Certo, noi stiamo chiedendo anche nel materiale informativo ai cittadini di portarci il prossimo anno, quando verranno, anche lo scontrino che certifica il pagamento con bancomat o con carta di credito, proprio perché ci sia la documentazione più corretta possibile. Però bisognerebbe che anche il Ministero chiedesse ai grandi fornitori di software che mettessero questa disponibilità in automatico, e perciò quando un cittadino paga qualsiasi cosa, pagano qualsiasi cosa, insomma ci fosse nella fattura anche questa identificazione. No, più che altro il problema secondo me è anche questo, perché c'è questo benedetto cassetto fiscale che ha un'utilità a questo punto abbastanza limitata e ridotta, perché se gli operatori del CAF, per esempio, non possono neanche dietro l'autorizzazione presenza fisica della persona interessata, aprire il cassetto fiscale, vedere per filo e per segno le spese sostenute e le prestazioni, tipo l'attività svolta, sembra una presa in giro, perché a questo punto o me lo faccio io la dichiarazione, oppure se tu non puoi accedere e io ho lo scontrino che è un po' smarrito, bastano 2 cifre e non ti viene preso perché questo è un dato di fatto, la ricevuta eccetera, però nel cassetto fiscale tu potresti vedere tutto. Che cosa serve questo cassetto fiscale? Però, allora, quando la persona però ci dà delega e noi richiediamo il flusso all'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate ci passerà il flusso, quindi parliamo del 2021 per il 2020, questi documenti noi li troveremo all'interno, perché l'Agenzia delle Entrate ha già dato mandato a questi fornitori, cioè ha già fornito il tracciato record dicendo: quando mi passate il dato, e quindi arriva il dato all'ST, il dato deve essere aggiornato e deve contenere la metodologia con cui è stato pagato, quindi deve essere tracciato. Però voi del CAF, se anche potete fare questo, ma io non vi porto il cartaceo. Il problema è che noi abbiamo il visto di conformità e dobbiamo avere il documento che ha in mano la persona, che deve corrispondere a quello che è inserito. E non si capisce ancora se il documento invece che darà, pensiamo al dentista piuttosto che all'oculista, che su questo documento che sarà poi dato ci sarà scritto la metodologia con cui è stato pagato, oppure se è solo nel tracciato record e nel documento cartaceo può anche non esserci, perché allora se non è scritto all'interno della fattura noi dobbiamo per forza di cose dire alla persona: mi devi portare lo scontrino, o mi devi portare la ricevuta del bancomat, o mi devi portare invece l'estratto conto della carta di credito se hai perso poi dopo la ricevuta. E quindi quando ti porta l'estratto conto di una carta di credito c'è un'infinità di pagamenti, poi c'è anche privacy, poi c'è anche privacy su questo, però deve portarci un documento che comprovi come è stato pagato, perché è già scritto che c'è l'obbligo di verificare la documentazione, quindi diciamo che il cliente poi alla fine, così come il CAF,
si troveranno a dover far fronte con questa cosa, ed è per questo che con la consulta, come diceva Claudio prima, abbiamo chiesto già all'agenzia che dica esattamente qual è il nostro ruolo, ma che faccia uscire anche un documento dove in questo documento c'è scritto come è stato pagato, in modo che così renderebbe la vita molto più semplice a tutti, al contribuente e anche a noi, al contribuente che poi magari potrebbe non avere l'obbligo di tenere la ricevuta, perché questa ricevuta, se non la fotocopia, tra un anno non si vede neanche più quello che c'è scritto. Io avevo testuale, gli scontrini purtroppo tenuti dalla farmacia, nonostante siano in quel benedetto scartoso fiscale, perché non lo sopporto veramente, però non mi hanno dato nessuna detrazione perché c'era cancellato un paio di cifre, le sempre ultime 2 sono cancellate e non te le portano in detrazione. Io ho detto, ma aprite quel cassetto, non si può aprire. A quel punto dico, questa è una presa in giro vera e propria, perché a questo punto è palese, non puoi fare, non è che posso mettermi, cioè quando li fotocopio, dove, ma dai, sembra che viviamo nel paese dei balocchi, vabbè. Noi stiamo, tra l'altro abbiamo costruito un software come CAF Nord-Est proprio per evitare questa questione degli scontrini che si scoloriscono, che dà la possibilità a tutti i nostri contribuenti di fotografare attraverso un'app qualsiasi tipo di documento, in particolare gli scontrini, quelli chimici, e arrivano nel cassetto fiscale che teniamo noi per il cliente. Cassetto fiscale che contiene per il cliente i 730 che ha fatto da noi, l'ISE che ha fatto da noi, qualsiasi tipo di documento, compreso tutti gli scontrini e le fatture che ha fatto nell'anno, in modo tale da conservargliele noi fotograficamente e evitare che le perdino o si scolorino. Sì, il discorso, finché abbiamo il tecnologico, la persona giovane ci sta. Il problema sorge e ci sta anche perché magari va al lavoro, o allo studio, si fa la sua fotocopia, non va a farsela in cartoleria. Il problema è per le persone anziane, stiamo parlando, che hanno problemi oggettivi, già tenersi in mano lo scontrino, se lo volete se lo mettono anche via, ed è quella un po' la questione, che esiste, perché ho parlato con operatrici del CAF e mi hanno detto c'è questa questione, e sono quelle che ci terrebbero anche a detrarre fino all'ultimo euro, perché un euro per arrivare a fine mese conta, quello è il discorso, che per quello dico, sono fatte le cose senza comprendere le fasce di età, le difficoltà reali, ma fatte da persone che avranno probabilmente sui 50 anni una professione agiata e magari anche la segretaria che gli fa tutte queste belle cose qui, non le fanno manco loro. Questo mi dà un po' l'idea palese proprio. Poi non c'è ancora dappertutto l'informativa, perché alcuni medici, alcuni hanno affisso già che c'è bisogno di pagare in maniera tracciabile, però sono pochissimi questi, perché ho avuto la prova io la settimana scorsa che siamo andati dall'oculista, cioè non c'era scritto niente. No, ma non lo sanno. Fisioterapisti non lo sanno. Non lo sanno, per quello è un problema ed è spiacevolissimo dover dire ti devo pago con un assegno, aspetta che vado a fare anche la fotocopia dell'assegno, cioè è una cosa che, vabbè, visto che c'è anche un rapporto umano, vabbè, diventa abbastanza imbarazzante. Quindi sarà bene che i cittadini che sono incerti prima di fare una spesa come pagarla, magari una telefonata al loro CAF di fiducia la facciano per non incorrere poi in documentazione non coerente con le detrazioni. Ecco. Assolutamente, questo sì. Allora, io direi, prima slide la mettiamo in onda. Dal 2020 le detrazioni fiscali hanno l'obbligo della tracciabilità. Allora appunto, e adesso come pago? Vado a chiederlo allo SPI, quindi lo SPI può essere un punto di riferimento oppure i CAF, e questo risponde anche a una telefonata che abbiamo ricevuto di recente da parte di, anzi 2 telefonate di telespettatori che chiedono a noi le informazioni. No, ci sono gli SPI, li trovate SPI CGIL sulla rubrica telefonica o li trovate sul web a seconda delle cose, oppure le sedi CAF, e lì capite tutte le detrazioni che possono essere fatte, ma anche il discorso delle trattenute in pensione, che è un'altra domanda che ci viene di frequente fatta. Dal 2020 le detrazioni fiscali hanno l'obbligo della tracciabilità, però tracciabilità, spieghiamo ai non addetti ai lavori che cosa vuol dire. Beh, la tracciabilità vuol dire pagare o con carta di credito, o con bancomat, o con assegno, o con bonifico bancario o postale. Queste sono le modalità. O con carta di debito. O carta di debito, carta di credito, carta di debito, certo. Anche carta prepagata. Qualsiasi strumento informatico o anche cartaceo come il bonifico che abbia però una tracciabilità di ricevuta bancaria. L'assegno, pagamento con assegno, che forse è la cosa più immediata per bonifico, già devi andare in banca oppure vabbè, anche quello.
attenzione per il bonifico, anche un inciso, dopo vado sull'assegno. Bonifico, se il figlio fa il bonifico per il proprio genitore, perché il genitore non ha l'accesso online, fa il bonifico sul suo conto, dopo te mi direi che un'altra volta, oppure faccio io, va bene? No, allora adesso c'è la norma prevede questo, che il conto corrente debba essere intestato alla persona che ha eseguito il pagamento. O cointestato. O cointestato. Questo è molto importante ricordarlo. Quindi il figlio che paga attraverso il suo conto corrente una spesa che è intestata al genitore, se ci atteniamo alla norma dovresti dire di no. Figlio, oppure chiunque, magari può essere anche la persona. A meno che i genitori non siano fiscalmente a carico, allora è un'altra cosa, ma se i genitori fiscalmente a carico non lo sono e lui ha pagato con il suo conto corrente personale, è un problema, perché per adesso la norma prevede che il pagamento debba essere fatto attraverso il conto corrente tuo o di un tuo cointestatario, ma non di una persona che... Questo è un problema. E qui si innesca un'altra domanda che ci facciamo e che faremo anche al Ministero, perché secondo me non ha risposta oggi. E se marito e moglie hanno un conto cointestato, ma un'unica carta di credito intestata al marito, come capita spessissimo, perché magari la moglie ha Bancomat, ma non si usa avere 2 carte di credito per spendere meno in famiglia con un conto unico. Paga il marito anche se il conto è intestato, ma con la carta di credito a lui intestata. È valido? Non è valido, perché il conto cointestato vale per il bonifico. Ma non vale perché il bonifico è cointestato, quindi è come se pagassimo. Però fa capo a un conto. Però secondo me fa capo a un conto, ma non lo strumento. Cioè sono tutte cose però che vanno chiarite. C'è un messaggio certezza non ce n'è. Esatto, c'è un messaggio che è arrivato, vediamo se riusciamo anche a rileggerlo insieme. Eccolo qua. Ho sentito che per le detrazioni sarà necessario pagare il dentista con il Bancomat, ma questo è un modo per spingere ancora di più a fare in nero, dandoci uno sconto. Beh, insomma, non credo che cambi molto, insomma, nel senso che il problema vero è che questa forma di tracciabilità non è che sia una lotta all'evasione fiscale molto coerente rispetto a quello che avviene oggi, perché se il dentista ti fa il conto della tua detrazione del 19% e te lo sconta subito in fattura in nero, c'è una convenienza apparentemente forte del cliente, non però considerando che se tutti facciamo così, io ho i soldi indietro subito qualche mese prima, ma quella persona non paga tasse che poi andrebbero comunque ad alimentare un sistema che migliora per tutti. Ma siamo in Italia. Questa coscienza è una coscienza un po' che non c'è nel nostro paese. Quando quindi... vediamo che vengono proposte 300.000 euro per pagare 20 minuti a Sanremo di Benigni dalla RAI, che paghiamo noi il canone obbligatorio, apro la parentesi, vediamo il messaggio insieme. Un altro lo leggiamo un attimo, che è appena arrivato, un altro messaggio abbastanza lungo. Questi sono tutti sistemi non per combattere l'evasione, ma solo per complicare la vita alle persone oneste, rendendo sempre più odioso lo Stato e chi ci governa male, quando i veri e grandi evasori continuano a fare i loro traffici. In sostanza purtroppo anche così. Assegno. Diciamo, quindi l'assegno invece, basta fare l'assegno e poi mostrare la ricevuta dell'assegno, o bisogna fare la fotocopia? Allora lì secondo noi sarebbe opportuno fare anche la fotocopia dell'assegno, perché la ricevuta in realtà potrei averla scritta io, cioè non ha... Oppure dovrei sulla ricevuta farvi mettere la firma del professionista o del fornitore che mi ha dato la prestazione, perché in qualche modo devo dimostrare che quella ricevuta effettivamente è una ricevuta. Quindi se no scrivere l'importo e tutto, poi fare la fotocopia e poi... E se no far firmare quella ricevutina che rimane a me, quindi la matrice, direttamente, cioè io ho pagato gli occhiali, anzi no, gli occhiali non devo pagarli, posso pagarli in contanti perché è un dispositivo medico. Ho pagato il mio dentista e non è convenzionato con l'ULSS e quindi non è accreditato con... Io in questo caso mi faccio firmare la parte dell'assegno che rimane a me direttamente dal medico. Quello secondo noi potrebbe essere già sufficiente. Perfetto. Allora, chiarito questo, torniamo dopo nel merito di altre questioni, andiamo subito in pubblicità velocissime e poi ritorniamo insieme.